La piazza di Mirano per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Siamo venuti qui perché dopo 2 anni, dopo il Covid, torna la festa del radicchio, tornano le premiazioni anche per le giovani generazioni, quindi per le scuole primarie, per i più piccoli che sono i consumatori ma anche gli agricoltori di domani, ma siamo qui anche per tornare a parlare del tema radicchio, della crisi, delle opportunità di questo prodotto tipico di queste zone, delle nostre zone. Cominciamo col padrone di casa, ovvero con il sindaco di Mirano. Buongiorno sindaco, per voi cosa significa tornare dopo 2 anni di fermo? Per noi è molto importante, per noi, per la città e direi per tutto il paese. La nostra è una città a forte tradizione agricola e il radicchio rappresenta la città a tutti gli effetti, e far parte di un consorzio che comprende solo 24 comuni, solo 5 nella provincia di Venezia è motivo di grande orgoglio a Mirano. Quindi è anche la città del radicchio. Roberto Gallorini, presidente della Proloco, da quanti anni questa iniziativa? Sono 25 anni che facciamo questa iniziativa. Perché è importante coinvolgere i bambini, le primarie soprattutto? Perché i bambini saranno gli uomini di un domani e le cose le impari e le apprendi, te le crei dentro da bambino. Quindi se riusciamo a far capire loro l'importanza del mondo dell'agricoltura, facciamo un grandissimo lavoro. Dobbiamo già dire che in questi anni molti giovani si sono avvicinati al mondo, alla terra e a questo lavoro che alla mia età tutti scappavano quando io ero giovane, nessuno più voleva stare in campagna, il sogno era la fabbrica, il lavoro fisso, alle 5 si smontava e così via. È un lavoro che richiede tanta dedizione, tanto tempo, però che dà soddisfazioni diverse. In questo mondo di oggi questo diventa molto ma molto importante. Il ruolo della Proloco oggi, dopo il Covid? È sempre più problematico promuovere il territorio, perché fare una manifestazione del genere abbiamo una burocrazia che è diventata impressionante, piani sicurezza, cose che veramente ci mettono in grossa difficoltà sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista organizzativo. Però le Proloco non si fermano. La tradizione, la storia di un luogo sono la cosa più importante e la Proloco serve a questo. Grazie, adesso i titoli. Conoscere e difendere la terra sin da bambini, con questo spirito CIA Venezia ha riportato a Mirano le premiazioni alle scuole primarie per i lavori sul radicchio, un'occasione per capire meglio presente e futuro del Rosso di Treviso ma anche dei giovani in agricoltura. Cavoli cinesi, zucche Dong Qua, daikon, mizuna, carela sono solo alcuni prodotti etnici oggi coltivati anche in Veneto, segno di una multiculturalità che passa anche per le nostre campagne, come è già successo oltre un secolo fa con la batata arrivata nelle valigie degli emigranti di ritorno dal Sud America. Calo delle superfici coltivate, pessimo andamento climatico, aumento delle aflatossine hanno ridotto considerevolmente la produzione di mais in Veneto, con cali fino al 32% e punte del 43% a Rovigo. Dati molto preoccupanti, in particolare per il settore degli allevamenti, che dovranno fare i conti con inevitabili aumenti di prezzi delle forniture. Non sempre si pota per modellare una pianta, anzi è più importante tagliare per rinnovarla. In questa puntata Adriano Favaretto, partendo da una rosa, ci spiega come intervenire guardando ben oltre la prossima fioritura. Spontanea, erba acquatica simile al cavolo, conosciuta sin dall'antichità per le minestre con notevoli poteri fitocurativi e pare anche afrodisiaci. È il crescione, chiamata anche pianta storcinaso per via del sapore asprigno che la caratterizza. Sacchi che saltano e pasta che non riesce a stare sul piatto. Così la matita appuntita dell'agrifoglio di Beppe Fantini ironizza sull'ultimo via libera europeo alla farina di grillo, che da fine mese potrebbe comparire su tutti i prodotti per la panificazione, sperando che non facciano anche cri-cri. Ma allora parliamo della valenza educativa di questa iniziativa di CIA Venezia e siamo con Cristina Rocchi, insegnante. Noi siamo davanti proprio al nostro lavoro che abbiamo chiamato E parole de tradition. Quando io ero piccola andavo nella casa di campagna degli zii e racconto un po' le tradizioni della campagna, del lavoro. Far capire che il contadino con i sacrifici di giorno, di notte, d'estate, d'inverno
si prende cura della terra e la protegge. Chi lavora è garante dell'ambiente. I bambini di oggi sono più attenti rispetto a quelli di ieri alla cura della terra? Direi di sì, che loro sono attentissimi anche alla raccolta differenziata e quindi io vedo le nuove generazioni molto attente a queste tematiche. Edo Suriani, quanti anni? 8. 8. Tu qui che disegno hai fatto? Ho colorato questo. La noce. Perché hai scelto la noce? Ho scelto la noce perché mi piacciono gli alberi e poi mi piacciono che fanno tanti frutti che poi li mangiamo e si gustano con tutto il sugo che c'è dentro. Senti, secondo te noi stiamo attenti al nostro ambiente, al nostro territorio? Diciamo, perché adesso iniziamo perfino a buttare le bottiglie in giro, quindi non è che lo stiamo proprio mettendo benissimo. Senti, ma secondo te gli agricoltori, i nostri contadini hanno cura della terra? Sì. Sì. Ma la verdura, la frutta la mangi? Sì. Che cos'è che ti piace di più? Mi piace più la frutta. Che disegno hai fatto qua? Mi fai vedere il disegno che hai fatto? Qua. Quello del radicchio. Ma per te il radicchio che cos'è? Bello. Per te chi è il contadino? Una persona che lavora e sta sui campi. È importante tenere bene la terra. Sì. E secondo te noi teniamo bene la terra? Sì. Ok, grazie. Adesso le notizie. Confagricoltura Veneto, attraverso ERAPRA, il suo ente di formazione, ha organizzato un corso gratuito per fattorie sociali, un'attività in grande espansione nel mondo dell'agricoltura. In Veneto sono 37 le fattorie sociali, gran parte delle quali nelle province di Vicenza e Verona, ma in diffusione anche negli altri territori. 100 ore a partire dal 31 gennaio con docenti altamente qualificati. Le attività svolte sono diverse, dall'inserimento sociolavorativo alla reintegrazione sociale degli ex detenuti, dai percorsi abilitativi e riabilitativi alle iniziative educative e assistenziali per persone in situazione di marginalità sociale, dai servizi ludico-ricreativi ai micronidi. La parte teorica verrà svolta in formazione a distanza, mentre quella esperienziale con visite di alcune fattorie sociali del Veneto. Noodles e tortillas, salsa di soia e hummus, sushi e riso basmati, couscous e ravioli cinesi, dulce de leche e latte di cocco sono entrati a far parte del menù degli italiani, ma è soprattutto nell'area dei freschi che predominano i prodotti etnici coltivati anche in Veneto. Cavioli cinesi, zucche, Don Qua, daikon, mizuna, carela e pak choi, venduti in Asian Market. Arrivano da aziende agricole e cooperative di immigrati che hanno iniziato affidando piccoli appezzamenti di terra da coltivare e poi li hanno comprati, mettendosi in proprio e dando lavoro anche ai salariati. Ma ora queste produzioni cominciano a interessare anche gli imprenditori italiani e chissà se a Carela e Gicama riusciranno a replicare il successo della batata arrivata in Italia nell'Ottocento nelle valigie degli immigrati veneti di ritorno dal Sud America e poi diffusasi anche in altre regioni e che è ormai entrata tra i prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dalla regione Veneto. Il calo delle superfici coltivate, il pessimo andamento climatico e l'aumento delle aflatossine hanno ridotto considerevolmente la produzione di mais in Veneto e le prospettive per il prossimo anno non sono migliori secondo i dati CREA, cerealicoltura e colture industriali nel focus dedicato alla PAC 2023-2027. In base ai primi dati Istat, i rendimenti unitari sono crollati del 23%, con cali di resa fino al 32% in Veneto e punte del 43% a Rovigo. Non ultimo, il settore ora dovrà fare i conti con le nuove regole previste dalla nuova PAC, spiega il CREA, con un taglio del 40% degli aiuti diretti. L'importo del contributo, infatti, si dimezzerà dagli attuali 360 euro per ettaro a 180. Dati molto preoccupanti, in particolare per il settore degli allevamenti che dovranno fare i conti con gli inevitabili aumenti di prezzi delle forniture.
Un albo per le imprese agromeccaniche, più conosciute come contoterzisti, che permetta l'accesso a sostegni economici per l'ammodernamento di macchine e attrezzature, ma anche la formazione e l'aggiornamento del personale che le utilizza. È questa la finalità della nuova legge regionale approvata dal Consiglio del Veneto. Nella nostra regione ci sono 1.700 imprese agromeccaniche, più di 5.000 trattori ad alta potenza immatricolati, oltre 700 grosse macchine da raccolta come trince e mietitribbie e circa 5.000 occupati. Adesso invece, sempre qui a Mirano, sentiamo la voce dei produttori con Claudio Zorzetto. Claudio, nel suo stand ci sono i lavori di questi bambini. Per voi quanto importante è fare promozione alle giovani generazioni? È molto importante, perché la nuova generazione deve continuare il nostro, se possibile, il nostro lavoro da produttori, capire il prodotto. Ma i ragazzi di oggi sono attenti e capiscono la difficoltà che fa un agricoltore nella produzione? Sì, capiscono moltissimo, perché ho avuto delle scuole nel mio paese, Salzano, sono venuti a visitare la mia azienda, ho fatto delle domande veramente eccezionali. Quindi sono molto interessati a mangiare prodotti di stagione e seguire la stagione dei prodotti. Insomma, è cambiato un po' il mondo. Il problema è adesso per tutto il sistema di lavorazione, i costi. Una volta si lavorava con più tranquillità e con un miglior guadagno, per essere sinceri. Però c'è sempre l'orgoglio di essere agricoltore, essere difensore del territorio. Sì, l'orgoglio è tantissimo. I ragazzi, i giovani di oggi sono più attenti al territorio, sono più attenti alla natura, all'ecologia. Sì, sono molto più attenti. Basta guardare i disegni e le scuole che aiutano a fare queste cose, a capire le persone. Grazie. Adesso pausa della pubblicità, seconda parte sempre qui a Mirano, parliamo di radicchio, di giovani e di futuro.